E un esempio di stampa tridimensionale arriva da Pordenone, il come e il perché ce lo spiega Davide Zanirato in questo servizio. Siamo in compagnia di Ivan Bortolin di Pordenone, uno di questi artigiani del futuro. Cosa stai realizzando? In questo momento sto realizzando un braccialetto il cui modello ho trovato in internet, che è scaricabile e stampabile avendo a disposizione una stampante 3D. Ecco appunto, qua di fronte abbiamo questa stampante, l'hai realizzata tu? Sì, io sono un artigiano e il mio lavoro è progettare e costruire questa tipologia di stampanti che sono caratterizzate da un basso costo di realizzazione. Quindi di fatto questa tecnologia che esiste da 30 anni, negli ultimi 3-4 anni è andata a disposizione di chi ha un ristretto budget per questa tipologia di tecnologia. Come funziona il processo dal disegno alla pratica? Allora c'è un software che ovviamente controlla la stampante e il processo di costruzione dell'oggetto è abbastanza semplice. C'è questo filo di plastica che viene sciolto e depositato strato su strato fino a ottenere l'oggetto, un po' come i fogli vanno a creare un libro. I materiali che utilizzi? Io utilizzo principalmente PLA, che è polilacido lattico, deriva dalla fermentazione lattica del mais, è una tipologia di plastica biodegradabile e quindi una volta finito l'utilizzo dell'oggetto può essere tranquillamente buttato nell'organico che viene totalmente riassorbita dall'ambiente. Altrimenti esistono altre tipologie di plastica che derivano dalla lavorazione del petrolio e che ovviamente hanno caratteristiche meccaniche e fisiche diverse. In base all'utilizzo che uno deve fare deve scegliere il materiale. Ecco, chi si rivolge a te? Quali prototipazioni hai fatto? Ma generalmente si rivolgono a me professionisti nel campo del design che vogliono vedere il loro progetto realizzato prima di farlo vedere al cliente e anche per convincerlo a comprare eventualmente il modello, altrimenti nell'ambiente dell'ingegneria per fare degli ingranaggi o delle scatole da provare prima di andare a fare una produzione con materiali e costi di realizzazione più impegnativi. E beh, insomma, questo ormai è diventato il futuro. Prenderà il